friarielli e salsicce. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Volevo dirvi prima di incominciare che non è che l'audio non si sente bene o è registrato male, purtroppo è la mia voce, sono senza voce, quindi scusatemi ma ho deciso di registrare lo stesso. Oggi un piatto della tradizione italiana, e in particolare di quella napoletana, di cui io sono, lo sapete, una fan sfegatata, non solo perché insomma parte di me è napoletana, ma proprio perché è una grande cucina. Allora, pizza, friarielli e salsicce, buonissima, uno dei classici veramente della pizza napoletana. È una pizza chiusa. Quindi insomma abbiamo due strati di pizza, uno sotto e uno sopra, e poi abbiamo al centro i friarielli e le salsicce. I friarielli sono, diciamo, indispensabili, se non li trovate potete usare i broccoli, però non è la stessa cosa, quindi ormai comunque si trovano un po' in tutti i mercati italiani i friarielli, quindi se girate un po' meglio i friarielli. E poi la salsiccia deve essere a punta di coltello, cioè tagliata a mano e grossa come grana, non come diciamo quelle toscane o quelle umbre che sono a grana fine. Per il resto poi c'è l'aglio, peperoncino e un buon olio. Non è difficile da fare, insomma il procedimento è un po' lungo perché si devono bollire i friarielli, si devono pulire, insomma, però alla fine insomma ne vale la pena. Per quanto riguarda l'impasto della pizza, io vi do il mio impasto, che poi in seguito pubblicherò in un video a parte nella cucina di base, perché questo è uno degli impasti base per la pizza, uno dei tanti che uso spesso e che insomma dà sempre ottimi risultati. Quindi adesso incominciamo come al solito con gli ingredienti e poi passiamo alla preparazione. Abbiamo come ingredienti per la nostra pizza di friarielli e salsicce 100 g di farina 0, 120 di farina 00, 110 ml di acqua, 3 g di sale, un pizzico di zucchero, 10 ml di olio evo o un cucchiaino di strutto, un cucchiaio di uova, 3 g di lievito di birra, o secco o 12 fresco. Se vogliamo accelerare la lievitazione aumentiamo la quantità, oppure 50 g di lievito madre. Per riempire la nostra pizza di friarielli e salsicce ci serviranno 2 salsicce, queste sono un 350 grammi più o meno. Io già le ho semplicemente messe in una padellina con un po' di olio, un goccino d'acqua, e le ho fatte cuocere, asciugando chiaramente l'acqua. Questo è il suo che hanno cacciato loro, quindi erano abbastanza grasse le mie salsicce. Se le vostre non dovessero essere troppo grasse, aggiungete un po' di olio in più. E poi questi sono 550 grammi di friarielli che ho lessato, e poi ho scaltrito un poco un aglietto, l'ho imbiondito, ci ho buttato dentro i nostri friarielli, ci ho messo il sale, il peperoncino, li ho fatti un po' ripassare in padella e li ho spinti. Ho preso metà della farina e adesso ci metto al centro il mio lievito madre, o se voi avete il lievito quello compresso ci mettete il lievito compresso. Poi ci metto lo zucchero, e incomincio a stemperare con l'acqua. Dobbiamo lavorarlo un poco, aggiungendo mano a mano la nostra acqua. È ovvio che se il lievito è quello compresso, questo è il lavoro che serve per scioglierlo. Ho aggiunto anche il cucchiaino di uovo e adesso continuiamo ad aggiungere la nostra acqua. Adesso possiamo aggiungere anche il sale, anche se vi dico che per quanto riguarda
Il lievito madre si poteva mettere anche subito perché il sale non inficia sul risultato, insomma, ecco. Ho portato il mio impasto sulla spianatoia, adesso vediamo un poco. Chiaramente sotto ho messo un po' di farina per lavorarlo. Adesso lo lavoriamo un poco e poi ci aggiungiamo il nostro olio o la sugna, come avete scelto. Me lo allargo un poco, aggiungo sempre, spolverate, non mettete troppa farina, Ecco qui. Adesso ci aggiungiamo l'olio, un po' alla volta. Così fate anche per la sugna. Lavoriamocelo mentre lo mettiamo. Se avete l'impastatrice il procedimento è lo stesso. I passaggi che abbiamo fatto a mano li fate con l'impastatrice. Il nostro impasto si fa sempre più liscio e morbido. Mettiamo altra spolveratina di farina e lavoriamo. Vedete già come è diventato bello liscio. Adesso gli dobbiamo fare un riposino di 10 minuti. Ce la mettiamo qui e la copriamo con una ciotola. Non deve crescere, deve solo riposare, quindi facciamo una puntatura. Passati 10 minuti riprendiamo il nostro impasto e ce lo lavoriamo per un altro 2-3 minuti in questo modo. Io ho fatto anche il terzo riposo, adesso lavoro un altro poco il mio impasto e poi lo mettiamo a crescere. Faccio in questo modo, faccio un salsicciotto, me lo allungo così e me lo arrotolo così e lo posiziono nel mio contenitore. Vi ho detto alto, io ho oliato tutto quanto, lo metto qui, lo richiudo col coperchio, sempre oliato, e adesso lo metto a crescere in un luogo riparato. Insomma, questo deve crescere perché non c'è molto lievito, diciamo se avete messo 3 grammi di lievito, 5-6 ore, insomma, dovrà crescere, e così anche per il lievito madre, quindi più cresce meglio è, voi lo sapete. Adesso prendo un pezzo della mia pasta per la pizza e il mio, un attimo che mi pulisco qua sopra, e il mio rotino, quello lì da 20 cm, metto olio alla base intorno, allarghiamocela, deve essere fina, quindi non vi preoccupate, insomma, se si fanno dei bordi, tanto questi poi ce li leviamo e facciamo la parte superiore. Quindi diciamo che come base deve essere un centimetro, 1,5 centimetri. Prendiamo un po' di semola, ecco qui, ce la mettiamo sulla mano e facciamo in questo modo. Ecco qui, adesso ci mettiamo la nostra salsiccia, i nostri friarielli che abbiamo tagliato con la forbice, perché questa è la mia abitudine, così come la salsiccia. Io ho sistemato
i friaielli con le salsicce a pezzetti nella mia pizza, lasciando il bordo scoperto, perché poi questo lo dovremo rigirare sopra, perché adesso facciamo il coperchio di questa nostra pizza. Prendiamo un po' di impasto, facciamo una pallina e ce la allarghiamo, sempre con la semola rimacinata. Ce la allarghiamo in questo modo e le diamo una forma tondeggiante, ovviamente, perché dobbiamo metterla sopra, quindi la semola le darà una bella croccantezza, che è una cosa importante. Mettiamo il nostro coperchio, ce lo allarghiamo in questo modo, uniamo così al nostro bordo della pizza, sigilliamo e adesso ce lo rigiriamo in questo modo. Sigillata la nostra pizza, io la sto chiudendo con la forchetta. Ecco qui. Adesso ci passiamo l'olio e poi dobbiamo bucare la nostra pizza dopo averla fatta crescere per un'altra mezz'oretta. Adesso questa qui dovrà crescere e poi ce la buchiamo per non farla, insomma, gonfiare sopra. Ce la massaggiamo con l'olio in questo modo. Va bene anche un pennellino con dell'olio, io faccio così. Io sto bucando la superficie della nostra pizza in modo che non si gonfi. Era in forno preriscaldato 200 gradi per 20-25 minuti, poi vi faccio sapere esattamente quanto. Ecco la nostra pizza pronta per essere servita. Buon appetito a tutti!